No, Francesco Sanna, candidato al Senato. Francesco ci ha mandato recentemente una considerazione intelligente. I numeri al Senato, non è che non ti stai rubando l'intervento. Vai, prova, vediamo. I numeri al Senato sono così ballerini che siamo tra polo di centrodestra e Partito Democratico a rischio per la sua posizione e a rischio parallelamente per la posizione dello schieramento che a noi si oppone. Il problema è che se vinciamo noi, chi entra a fare il senatore è una persona della qualità di Francesco Sanna. Se vincono loro è un oscuro segretario continentale di un sindacato di polizia, Santa Martina si chiama così. Credo che sia anche questo già un buon motivo per non dover rischiare di sbagliare nelle elezioni con la scheda rossa. Grazie Gigi. Effettivamente sono stato recentemente, come dire, mi è uscita questa bassezza nei confronti del mio principale avversario. Non è come nel caso di Veltroni Berlusconi, ma è questa persona che io non ho l'onore di conoscere, né i sardi hanno l'onore di conoscere, ma che mi ha messo nella possibilità di evidenziare diversi motivi, forse aggiuntivi rispetto a quelli che si sentono in giro nella campagna elettorale, per sostenere in maniera, direi così, non all'ordinaria amministrazione il Partito Democratico in questa competizione elettorale. Beh, intanto stiamo andando a votare, lo dico in tutte le piazze dove mi capita di incontrare le persone, con un sistema elettorale che a me personalmente non piace, ma quando dico a me questo sistema elettorale fa schifo, tutti mi vengono incontro e dicono sapessi a noi non possiamo scegliere il parlamentare che vogliamo, ci hanno tolto il potere di essere determinanti in una maggioranza complessiva del paese, perché votiamo in un modo, però poi il sistema durante la legislatura traballa come ha traballato durante la legislatura scorsa. Insomma, con questo sistema elettorale, dove non c'è né il collegio dove scelgo tra più persone o l'una o l'altra, e dove non c'è nemmeno la preferenza, alla fine i partiti, se vogliono, ci infilano tutto quello che essi vogliono rispetto a delle valutazioni che magari non sono quelle più appropriate per la rappresentanza di un territorio, e di un territorio ad alta vocazione autonomista come il nostro. Io non conosco il mio principale avversario, cioè quello che passa se il Partito Democratico non prende la maggioranza, però gli posso dire, come ho detto sin dal primo momento in cui ho accettato questa candidatura, che secondo me è molto meglio a volte fare una battaglia sul filo del rasoio elettorale, cioè andando a cercare il giudizio della gente sulle cose che hai fatto ed andando a provocare un investimento sul futuro per le cose che farai, piuttosto che cercare di prendersi, come dire, le cose sicure nelle regioni che non conosci, con popoli che probabilmente non meritano l'umiliazione di doverti votare anche se non ti conoscono, e che quindi, insomma, senza chiedere, senza tirarla per le lunghe, sarebbe stato meglio che ci fosse stata una, diciamo così, di sfida tra persone che, una volta elette, la rappresentanza integrale del popolo sardo, perché a questo io penso quando penso a quello che deve fare un parlamentare della Sardegna, l'avessero potuta fare, diciamo, con tutte le carte in regola. Però lasciamo perdere questo aspetto qui. Questo è uno dei motivi aggiuntivi per cui il voto in Sardegna al Partito Democratico è utile, ma è utile anche perché si trasforma in una specie di uninominale, insomma, perché decide singoli parlamentari. Nel nostro caso può premiare persone che hanno una diretta conoscenza della Sardegna e di cui conosciamo il nome, il cognome, la faccia e anche il numero di telefono, e sappiamo dove andare a cercare poi dopo, rispetto a questi giochettini che sono un pochettino usurpatori del potere del cittadino, e che il
Popolo delle Libertà ha usato e abusato, perché poi quando, lasciamo perdere il povero Saltamartini, che magari fa dignitosissimamente il suo mestiere, ma appunto perché lo fa in una dimensione in cui poteva candidarsi nella sua regione, piena di funzionari del Ministero dell'Interno, del mondo in cui opera, insomma. Passiamo ad altri settori. Ho visto qui Giulio Carvisi e mi viene subito in mente l'arte. L'arte, penso all'attore che invece Alleanza Nazionale ha infilato dentro la lista che compete con Giulio Calvisi. Ma insomma, uno che è venuto in Sardegna facendosi precedere da due fondamentali interviste in cui ha detto: mi hanno dato un suggerimento per parlare ai sardi, reggere bene il vino perché durante le interlocuzioni questi bevono molto e quindi rischio di diventare ciucco e non reggere più invece l'argomento. Quindi lui viene sapendo che si riferisce a un popolo di ubriaconi. Ecco, bisogna iniziare a smentirgli questa cosa. E dall'altra parte invece ci dice in un altro fondamentale intervento che avrebbe avuto la possibilità di interloquire a pieno diritto e con le carte in regola con i suoi competitori, sempre Luca Barbareschi, in quanto lui la Sardegna la conosce bene, perché l'ha circumnavigata tutta in barca a vela, cosa che molti candidati, tipo per esempio Calvisi, non l'ha fatto secondo me, nemmeno Cristina Carta. Quindi dobbiamo prendercela con questi signori, dobbiamo cercare di vincere rispetto all'idea di democrazia che c'è dietro queste candidature. Io non sono d'accordo con chi dice è svalutata la funzione dei candidati, perché invece ovunque sto andando in questa settimana sto dicendo: per cortesia fate i paragoni, per cortesia fate i paragoni con le nostre manchevolezze, ma fate i paragoni anche con la voragine di credibilità che c'è da quell'altra parte. Hanno liste che sono le stesse del 1994 più qualche colpo al cerchione storto che è fatto poi da questi signori qui, da queste pezze importanti. Andate a vedere che cosa è successo e con quale credibilità il gruppo parlamentare dall'altra parte. Ma insomma è meglio guardarsi le spalle, perché comunque gli avversari sono di un certo... A criticare qualcosa che cosa succede. Andiamo a vedere che cosa c'è stato dall'altra parte. Possiamo dire che sono dei signori che, quando hanno avuto la maggioranza, hanno risolto uno dei problemi nell'interlocuzione del governo che hanno appoggiato, al quale hanno votato e rivotato la fiducia. Perché guardate che in questo paese molti dei problemi che oggi sono tema di campagna elettorale, nostri temi, cose che vogliamo risolvere, per esempio riportare il potere d'acquisto delle buste paga del ceto medio italiano e dei pensionati italiani. Prodi ha inserito sino ai redditi dei pensionati, sino agli 8.000 euro, una sorta di 14esima. Noi ci stiamo impegnando e siamo impegnati a trovare le risorse e a metterle da parte per fare la stessa operazione per le pensioni sino ai 25.000 euro, e così tutta una serie di azioni che riguardano il lavoro dei giovani precari, il lavoro dei giovani salariati, la sicurezza del mondo del lavoro, un approccio più efficiente ma anche di investimento nel lavoro nella pubblica amministrazione. Comunque questi problemi in gran parte sono stati creati in quel buco nero che è stata la legislatura 2001-2006, una legislatura dove governava Silvio Berlusconi e dove governavano, sostenendolo in Parlamento, tutti i parlamentari che trovate nel Polo delle Libertà e anche qualcuno che sta fuori come nell'UDC. Sono stati gli anni in cui, nel cambio con l'euro, mentre tutti i paesi europei attentamente guardavano al corretto rapporto di cambio in modo tale che il potere d'acquisto delle famiglie non venisse mutato da qualche aritmetica impazzita,
nel nostro paese il comitato di controllo che noi avevamo impostato per fare quello che veniva chiamato il changeover, cioè il momento in cui sarebbe cambiata la moneta, veniva smantellato e lasciato a non far nulla e quindi a non controllare e a garantire e a rendere possibile una gigantesca e non democratica redistribuzione di ricchezza senza produzione di ricchezza. Il nostro paese da allora non si è più risollevato. Abbiamo avuto un crollo della crescita del prodotto interno lordo dal 3 al 0%. Abbiamo per diversi anni, dal 2001 al 2005, al 2006, scusate, mantenuto una crescita che è stata prossima allo zero. Oggi quando vedo Tremonti venire qui in Sardegna e pontificare su quello che noi abbiamo fatto e non abbiamo fatto, i rapporti con la giunta regionale, ma forse, cioè un signore che quando è stato ministro dell'economia, con le sue giunte, con le giunte del suo colore di centrodestra in Sardegna, non ha fatto nulla perché nulla chiedevano, erano troppo intimidite dal fascino ostico dell'uomo. E poi insomma, cambiavano il presidente ogni anno e probabilmente nemmeno riuscirono a metterlo in agenda. Ma nei 2 anni in cui c'è stato il confronto tra lo Stato italiano, governo Berlusconi, e la regione Sardegna, governo Solu, quello che oggi sostiene la campagna del Partito Democratico, dicendo che nei 20 mesi del governo Prodi si sono fatte molte più cose che nei 5 anni precedenti, Giulio Tremonti non è riuscito a trovare un minuto, come già ricordava Gigi Ruggeri, per, non dico discutere e affrontare, ma porsi il problema del rapporto tra la Sardegna e lo Stato italiano. Noi siamo abituati a porlo in questi termini. Non siamo una regione come tutte le altre e i parlamentari sardi non possono essere parlamentari come tutti gli altri, perché sanno che vengono da un'isola, in condizione di specialità autonomistica e devono sentirsi certamente parlamentari nazionali, ma devono sentirsi anche come il prolungamento di un'istanza molto forte che viene dalla regione. E quei signori lì che allora c'erano, a Tremonti non ne hanno fatto nemmeno il solletico. Non sono riusciti a scalfirlo né a lui né al Presidente dalla sua dura determinazione a far finta che la Sardegna non esistesse, a far finta che non esistesse un problema della sua finanza, a far finta che non esistesse una rivendicazione per rigovernare i rapporti. Renato Soru ama dire che noi vogliamo un governo non amico ma semplicemente leale nei nostri confronti. Quello fu un governo sleale, ma fu anche un governo, io dico, arrivo a dire nemico, perché si può essere nemici anche con l'indifferenza, si può essere nemici per omissione, si può essere nemici facendo finta che non esistano i problemi. Noi oggi veniamo qui a chiedere un sostegno al Partito Democratico anche per garantire quella qualità di rapporto con lo Stato, tra la Sardegna e la Regione. Ecco perché continuiamo a dire sono stati 20 mesi in cui questo rapporto si è riqualificato e ha recuperato tanto in termini di conquiste che mai prima l'autonomia sarda, ma anche l'autonomia sarda in relazione ai rapporti con lo Stato era riuscito a mettere in piedi. Ne parlerà dopo il Presidente, il settore delle entrate, il settore delle servitù militari, una reinterpretazione del nostro statuto adeguata certamente ai tempi, ma anche, come dire, più aperta di quella che c'era stata nei 60 anni precedenti, per cui molti dei beni demaniali che allo Stato non servivano più finalmente sono passati, ma non a chiacchiere, negli atti formali alla Regione. Centinaia e centinaia di immobili per centinaia di milioni di euro, cosa che prima non accadeva, cosa che prima diventava una mano morta, un abbandono dei beni dello Stato, e se qualcuno li voleva li doveva comprare a peso d'oro anche se era un'amministrazione pubblica, e questo ha colpito tutto il sistema della Sardegna, dalla Maddalena a Quartu Sant'Elena, da Cagliari al Sulcis. Noi queste cose non le abbiamo dette, ma in 20 mesi le abbiamo fatte. Però potrebbe esserci una marcia indietro, potrebbe esserci un mutamento e un raffreddamento di questo stile di rapporti, perché guardate, il centrodestra non è solo pericoloso
per le cose che vuol fare e le sbaglia, per le sue cattive ricette, ma è pericoloso perché qui in Sardegna è stupidamente ostinato a non riconoscere le cose che abbiamo fatto, e per cui certe cose che stiamo ascoltando in campagna elettorale, tipo la rivisitazione di quell'accordo sulle entrate, con l'argomento che a noi non conviene perché ci dovremo pagare i trasporti e la sanità, e questo è vero, ma ce la paghiamo con un flusso di risorse che, pagati i trasporti e pagata la sanità, ci lascia minimo ogni anno 1,5 miliardi di euro per spesa sociale, per infrastrutturare la Sardegna, per migliorare la nostra scuola, per migliorare le nostre azioni nei comuni, nelle amministrazioni locali, per fare il welfare della Sardegna, per aiutare chi sta più male, ma anche per creare le condizioni perché in Sardegna l'impresa diventi innovativa e provochi lavoro buono, non assistito, e noi diventiamo un punto al centro, non solo geograficamente del Mediterraneo, ma delle politiche nuove di questo nuovo continente che si sta creando tra l'Europa, l'Asia che si integra, si amplia, e l'Africa del Nord che entra prepotentemente dentro i commerci, dentro i traffici e dentro le infrastrutture, perché noi diventiamo il ponte tra questo nuovo tempo della storia e l'Europa. Lo facciamo plasticamente col gasdotto che ormai si farà in forza proprio degli accordi del governo Prodi e della regione Sardegna con gli algerini, che abbiamo non declamato ma che abbiamo sottoscritto. Quelli sono pericolosi non per le cose che fanno, ma anche per l'ostinazione stupida che hanno a immaginare di dover rivisitare tutto senza capire l'importanza di quanto abbiamo acquisito, per cui ho paura che se si mettono a toccare riescono anche a distruggere e a limitare le cose che abbiamo già fatto. Io concludo, faccio un appello, so che con i numeri si può giocare, però i numeri che mi arrivano dalle piazze sarde, ma anche da quelle in giro per l'Italia, dall'eccezionale successo che ha avuto il tour di Walter Veltroni in Sardegna, oltre 20.000 persone incontrate e 20.000 persone non tiepide, ma convinte e più convinte di quello che vogliamo fare, di un partito che rischia di andare da solo, certamente libero, ma da andare da solo perché in questa sua solitudine non vuole rimanere isolato, ma vuole rimanere con gli elettori italiani che si sono scocciati, si sono seccati, non vogliono più un sistema frammentato, non vogliono più i 51 partiti finanziati, non vogliono più quelli che si presentano 2 anni dopo a dire non ce l'abbiamo fatta, ma la colpa è degli altri, dei nostri alleati, come purtroppo è successo a noi e come non vogliamo che succeda più. I numeri sono quelli di una prepotente ripresa. Siamo partiti con 20 punti percentuali di meno, oggi siamo veramente alla Camera, in Italia, non in Sardegna, dove i numeri sono ancora migliori, siamo ad una manciata di punti di distanza. La forbice che distanzia gli incerti, quelli che non vogliono andare a votare, dal voto al Partito Democratico è una distanza, una forbice sempre più piccola. E basta poco, basta spiegare, basta far capire che cosa è successo, basta far capire qual è invece la prospettiva di futuro che ci si apre se noi siamo capaci di recuperare un voto in più in Sardegna, basta questo per prendere la maggioranza al Senato in Sardegna, e un voto in più in Italia, cosa più complicata ma al quale la Sardegna può dare un suo forte contributo. Abbiamo le carte in regola per farlo, abbiamo le persone in regola per farlo, abbiamo un collettivo splendido, e questa bella manifestazione di Quarto lo dimostra, per farlo. Però badate che se tutte queste cose non si mettono insieme, la proposta, i parlamentari proposti e le persone, i democratici anche di Quarto Sant'Elena, per moltiplicare il messaggio, noi non riusciamo a farlo. Ma se tutte queste 3 cose vengono portate a lavorare insieme, è una cosa che si può fare. E allora credeteci insieme a me, credeteci insieme ai miei amici candidati,
credeteci, insieme a Walter Veltroni e ai milioni di persone che dal 14 ottobre a questo progetto stanno lavorando. Si può fare davvero. Grazie. Grazie Francesco anche per